Marietta monta in condoia, che mi te porto al lito, dedino che non mi fitto, ti sei massa un impostore, sabio. Ah! Bravo! Vedo che ti stai ambientando, Cosimo. Salvatore so, però Salvatore, lei. ambientando. Ormai sei 30 anni che sto qua, mi so tutto in bastardio, mi so. Si sente. Anche se che dico la verità, però. Dimmi. Non ho sempre abitato a Padova. Ah no? Eh no, e prima stavo a Venezia, stavo. Ah, beh sì. Ma si sente dall'accento, no? Si sente. Prima. Adesso. Prima la gente mangiava solo 3 tipi di pane. Al latte, all'olio, tartaruga. Adesso. Cosa dici tu, Gennaro? Salvatore so, Salvatore. Adesso si è cambiato tutto, si è cambiato. Ma per fortuna che noi altri veneti siamo sempre al passo coi tempi. Adesso. Sì. Adesso la gente è al latte, all'olio, tartaruga, di avena integrale, di segale, con le olive, con i semi, con farina di legumi, di soia, grano corazon. Signore! Ieri una femmina che ha ordinato il pan arabo integrale con 5 cereali a parte. Come è possibile? E noi altri che abbiamo anche fatto? Dove andiamo a finire se andiamo avanti così? Dove andiamo a finire? È come un paracadutista che si butta senza paracadute perché tanto dice vuoi mudare larghe? Parole sante, parole. E comunque sai che pensa, però? Se anche bello così. Cioè, perché la gente vuole provare dei gusti nuovi? E noi altri abbiamo tutti questi ingredienti e facciamo del pan buono, quello buono di qualità, perché noi altri amiamo il nostro lavoro, cioè, siamo dei creativi. Quanta cara sono? Mi ricordo cosa che diceva mio nonno. Fornaro. Il pan buono, certo, il pan buono è quello con le 3G. Cioè? Gusto, gioia, passione. Gusto, gioia, Bravo. la passione non inizia con G. Ma mio nonno c'era fornaio, ma c'era anche rimbambito. Ecco. Corretto. Ogni modo, bravo, mi piace il ragionamento che ti hai fatto, Beppi. Salvatore. Per fortuna ci sei tu. Sì, Marietta monta in condoia, che mi te porto al lito, dedino che non mi fitto, ti sei massa un impostor, sabio. Disponibili, competenti, sempre vicini alle tue scelte. Gli artigiani, per fortuna ci sono loro. Fatto! Perfetto, cosa dice però? Adesso amico, capivo accontentare il cliente, ma il flauto di pan mi pare proprio una buiada. Ciu.